Alto Vicentino, un territorio da proteggere e valorizzare. Partiremo dall'altopiano di Asiago, sosteremo nella Valle del Lastico e a Valli del Pasubio, per poi concludere a Recoaro Terme, nella conca dello Smeraldo. L'altopiano dei 7 comuni è disseminato di malghe e rifugi che si ripopolano nel periodo estivo. Dall'altopiano di Asiago scendiamo attraverso i torrenti nella Valle del Lastico, un territorio in cui lo sguardo, seguendo l'ampiezza del paesaggio, si allarga come in una panoramica e abbraccia le prealpi vicentine fino al mare Adriatico. In particolare non possiamo dimenticarci la Contrapria, un parco acquatico naturale dove immergersi. Il gelo dell'acqua si trasforma in una prova di coraggio, un gioco semplice, ma per temerari. E poi c'è la ferrovia che collegava fino al 1977 la vallata. Valli del Pasubio è un luogo che a primo impatto può sembrare fuori dal tempo, isolato nella sua vita di montagna. È circondato da una corona di monti, il Pasubio, il Sengio Alto e il Novegno, che danno vita a un paesaggio imponente e maestoso. La caratteristica principale del Monte Pasubio è la presenza delle famose 52 gallerie e del Rifugio Papa. Il percorso storico continua con la visita dell'ossario, dove sono conservate le spoglie di soldati italiani e austro-ungarici della Grande Guerra. In questa vallata scorre il torrente Leugra, che anticamente venne incanalato per creare la via dell'acqua. Lungo il tragitto l'occhio si ferma ad osservare il corso dell'acqua e, quasi alla fine, un'antica segheria settecentesca. Recoaro 1000 è una suggestiva località. Nel periodo invernale è fantastico utilizzare le numerose piste per il fondo e la discesa. Per noi bambini lo sport preferito è anche giocare con gli slittini e il bob nel parco naturale. Il nostro percorso è terminato. Questo è l'itinerario che volevamo raccontarvi. Il posto in cui viviamo e che vogliamo proteggere e valorizzare.